Buongiorno e come sempre ben ritrovati con Ore 13, avete visto dalla sigla siamo in Veste e Salute, buon venerdì a tutti quanti e vi ricordo il numero telefonico per intervenire 049 4906 054. Ricordatevelo questo numero di telefono perché oggi avete a disposizione tre specialisti, tre professionisti che vi possono dare delle risposte, se avete dei dubbi, delle perplessità, delle domande sono qui a disposizione. Oggi trattiamo un argomento che è molto importante, parliamo del tumore al seno, siamo con l'USL 3 Serenissima e ci chiediamo cosa sta succedendo, se sta cambiando qualcosa, come funzionano le terapie, qual è la risposta, come va la prevenzione. Abbiamo il piacere di avere in studio con noi Guido Papaccio, direttore dell'unità operativa complessa della Breast Unit dell'USL 3 Serenissima, ben trovato. Buongiorno. Siamo visti ancora un sì, po'. Grazie. Poi abbiamo il piacere di avere in studio con noi Donata Sartori, oncologa della Breast Unit dell'USL 3 Serenissima, benvenuta dottoressa. Buongiorno. E abbiamo il piacere di avere in studio con noi Carla Bisca, un'infermiera case manager della Breast Unit, sempre dell'USL 3 Serenissima, benvenuta anche lei. Buongiorno. Allora, vi informo subito, tra l'altro, che vedete che c'è il dottore con il fiocchetto rosa, non è un vezzo, ma è il simbolo proprio della prevenzione, perché questo è il proprio mese rosa per appunto ricordare alle donne di fare prevenzione, di controllarsi, perché il tumore al seno, vi ricordo, è la neoplasia più frequente in assoluto per incidenza nella popolazione femminile. Nel 2018 ha colpito 52.800 donne, pensate che nel 2015 erano 48.000, ma anche gli uomini, perché ci sono stati 500 casi contro i 300 del 2015. Tra il 2003 e il 2018 il trend è andato in leggero aumento dello 0,3% per anno, però, così dicono le statistiche, poi ci racconteranno meglio i dottori che sono lì sul campo tutti i giorni, è calata la mortalità dello 0,8% per anno. Ma è aumentata l'incidenza tra i 45 e i 49 anni. Allora, dottor Papaccio, leggere i dati, i numeri sono sempre un po' complicato, però lei ha contato tutti i giorni con questa realtà, che è una realtà difficile, ma che tutti i giorni lotta e fa battaglia contro questo male. Dottore. Beh, sì, la battaglia sicuramente è una battaglia quotidiana, la cosa più importante è che è una battaglia che dà spesso delle enormi soddisfazioni sia a noi come operatori, ma soprattutto per quanto riguarda la malattia, la soluzione della malattia, sia in termini chirurgici, per cui abbiamo sicuramente una serie di opzioni chirurgiche molto meno demolitive o anche nel caso di demolitive con delle ricostruzioni il più possibile accettabili, e soprattutto per quanto riguarda il tipo di terapie che seguono o che vengono fatte durante l'intervento, sia la radioterapia intraoperatoria, per cui alcune pazienti in cui alcune pazienti è applicabile questo tipo di trattamento, per cui terminano tutto il trattamento con l'intervento chirurgico, la radioterapia intraoperatoria. Oppure negli altri casi affidandolo agli oncologi che hanno una enorme o comunque numerosissime armi per risolvere la maggior parte dei problemi. La cosa più importante però è che queste pazienti vengono accolte in queste strutture che sono state indicate inizialmente dall'Europa, poi fatte proprie del nostro Stato, in particolare dalla nostra regione, per cui hanno creato dei gruppi di professionisti in cui sono presenti oncologi, chirurghi, radioterapisti, chirurghi plastici, radiologi specializzati e tutto il resto, ma soprattutto ha individuato del personale infermieristico dedicato, una case manager come la nostra Carla, che quindi segue e risolve tutte quelle che sono le problematiche nel percorso che si vengono a creare per ogni singola paziente. Allora, senta dottore, intanto ricordiamo il numero telefonico 049 4906 054. Allora, donne che siete a casa, donne, mamme, ma anche uomini che siete a casa, se volete telefonare, intervenire, volete delle opinioni, state affrontando questa malattia, avete bisogno di una parola, di conoscere magari qualcosa di più, siamo qui a disposizione 049 4906 054. Allora, intanto si legge sempre questa Breast Unit, la traduciamo, no? Che è l'unità operativa per il seno, giusto? Perché l'inglese poi la gente che è a casa... Sì, il nome è Breast Unit perché era il nome, diciamo, che è stato definito dalla
dall'Europa. In realtà è un'unità senologica complessa, multispecialistica, in cui sono presenti dall'inizio un gruppo di radiologi dedicati alla senologia, un gruppo di anatomopatologi dedicati alla senologia, dei chirurghi specializzati, dei radioterapisti, degli oncologi, dei fisiatri, dei chirurghi plastici e dei medici nucleari, oltre alla psicologa e appunto al personale infermieristico. Questa immagine si cerca appunto, che è quella che abbiamo elaborato per metterla nei vari ambulatori presenti sulla nostra azienda, è quella che cerca di rendere evidente alla paziente il percorso di ogni singola donna. Difatti ogni singola donna viene vista dal radiologo, la lettura generalmente, se dello screening, è fatta da 2 radiologi per evitare l'errore, una evoluzione, cioè se necessario una microbiopsia e quindi là il microscopio perché viene fatta diciamo un esame istologico, quindi un primo colloquio, un gruppo multidisciplinare che si riunisce e decide qual è la target therapy, perché la terapia è può essere diversa per ogni singola paziente in base alle caratteristiche della malattia, e quindi l'intervento sulla paziente è l'intervento delle diverse possibilità, quindi chirurgo, oncologo, radioterapista, e quindi il successivo accompagnamento per quanto riguarda il follow-up. Allora, come aveva detto il dottore, no? Ogni terapia è strutturata su una persona, proprio in taglio sartoriale, fatto su misura. C'è questa equipe multidisciplinare, c'è lo psicologo, anche perché si prende in carico non solo la donna ma un'intera famiglia, e la cosa che avete appena visto è questo pieghevole che è stato realizzato dall'ULSS Tre Serenissima, che voi trovate distribuito sulle 5 breast unit, oppure appunto chi ne fa richiesta lo può magari ottenere su supporto digitale, e chi l'ha seguito molto è stata Carla Biscaro, l'infermiera della case manager della breast unit dell'ULSS Tre Serenissima. Allora, perché è nato? Perché avete deciso di metterlo in opera? Perché la donna abbiamo pensato che avesse bisogno di un punto di riferimento, oltre che verbale, insomma, trovando in noi infermieri di senologia un punto d'appoggio anche scritto, quindi abbiamo pensato sullo spunto dell'associazione Avapo di Venezia, che avevano già proposto un libretto ancora 10 anni fa su loro, e siamo partiti, abbiamo coinvolto le associazioni di volontariato e abbiamo pensato di fare questa linea, questo libretto, questa guida per le donne. È una guida semplice, però nello stesso tempo deve essere anche competente, nel senso che noi abbiamo bisogno che la donna abbia delle risposte semplici, oggettive, però anche con una competenza, perché noi non sappiamo chi arriva davanti a noi, cioè può essere una persona che abbia anche una certa cultura e abbia bisogno anche di essere insomma esaudita nelle tutte sue domande. Siamo partiti, abbiamo coinvolto le associazioni di volontariato, perché abbiamo pensato che le donne, se non chi meglio di loro le può conoscere poi anche dopo, no? Perché loro si affidano molto alle associazioni di volontariato che sono fatte a loro volta da donne che potrebbero aver avuto già in passato questo tipo di problematiche, oppure familiari. E quindi ci siamo trovati, abbiamo cominciato l'anno scorso e abbiamo pensato di analizzare prima una parte teorica, dove appunto viene spiegato quello che è la malattia, i vari esami che si possono fare, dal punto di vista medico, quindi che tipo di strategie si possono effettuare per raggiungere l'obiettivo, perché comunque l'obiettivo comune di tutti è la guarigione. E quindi con questo siamo partiti, abbiamo dato anche una serie di immagini dal punto di vista, diciamo, fisioterapico, quali sono gli esercizi che possono fare se subentrano dei problemi. Abbiamo cercato di fare una guida che possa appunto accompagnare la donna in questo suo percorso, dalla diagnosi al follow up, cioè quindi diagnosi, cura e follow up. Allora, avete sentito quindi questo opuscolo 049 49 06 054, se vi ripeto, siamo qui a disposizione, stiamo parlando del tumore al seno, stiamo cercando di capire quali sono le terapie, le indicazioni, come fare anche la prevenzione, e soprattutto poi si parla anche spesso di terapia, si sentono anche tante cose, purtroppo c'è questo dottor Webb, guardo la nostra Donata Sartori, perché diceva, la nostra Donata Sartori, perché diceva Carla Biscaro, non sappiamo mai chi abbiamo di fronte quando si presenta questa malattia. Io penso che chiunque venga colpito da questa notizia è come se avesse tabula rasa, quindi si fa guidare, giusto? Forse succede un po' così, vero dottoressa?
Sì, sicuramente sappiamo tutti che internet può essere una cosa molto positiva ma anche molto negativa, perché tutti cercano delle risposte ma non hanno magari gli strumenti per cercare le risposte corrette, questo è il fatto. I trattamenti che facciamo oggi nel tumore della mammella, una volta che la donna è stata operata, quindi parliamo di trattamenti precauzionali che sono completamente diversi dall'intento invece curativo quando abbiamo una malattia avanzata, sono diversi perché il tumore della mammella è un tumore uguale, nell'80% dei casi ha lo stesso nome, ma in realtà quello che differenzia la prognosi e il rischio del tumore sono delle proteine che l'anatomopatologo ci dà, che sono principalmente 4. In base a queste si classificano i tumori della mammella in 4 grandi gruppi. Ed è quello che ci fa decidere che cosa bisogna fare una volta che è stata fatta la chirurgia, o addirittura che cosa fare prima della chirurgia, perché a volte nei tumori particolarmente grandi o comunque particolarmente aggressivi si sceglie di fare un trattamento medico prima della chirurgia, a volte anche per portare la donna a un intervento conservativo anziché radicale, e poi la chirurgia. I trattamenti sono appunto diversi a seconda del tipo di tumore che ho davanti, e la terapia precauzionale, che può essere la chemioterapia insieme alla terapia biologica o l'ormonoterapia, serve a ridurre il rischio che comunque qualsiasi tumore maligno io operi in un paziente lascia nell'ospite, perché il rischio di recidiva esiste sempre, ovviamente in percentuale diversa a seconda di come era il tumore. Quindi le terapie che io faccio dopo la chirurgia, e nel tumore della mammella si fanno quasi sempre, hanno questo scopo, ridurre il rischio di recidiva. E sono diverse, quindi cercare in internet non è una buona cosa, bisogna affidarsi a un medico, e come dico sempre, ci sono pazienti che girano, che sentono più opinioni, io gli dico sempre che poi si fermeranno da quello simpatico, perché se non abbiamo gli strumenti non possiamo capire chi è il più bravo, ma ci fermeremo da quello simpatico, e va bene così, perché un po' di empatia ci deve essere. Perché poi l'importante è che seguano un percorso di medico, di guarigione, insomma, che sia una linea precisa, che non si affidino poi magari a Sant'Antonio Amaghe, oppure che non sappiamo poi come vanno a finire, che leggiamo cosa succede. Io devo andare in pubblicità. 049 4906 054, torniamo dopo la pubblicità. Se avete domande siamo a disposizione, se avete dubbi su quando e come eseguire la mammografia, ogni quanto, perché anche lì ne abbiamo sentite di tutti i colori. Torniamo dopo la pubblicità. Eccoci qui, siamo tornati con la diretta, siamo con l'Ultra Serenissima, stiamo parlando del tumore al seno, stiamo cercando di capire quali siano le metodiche, la prevenzione anche da fare, e soprattutto poi qual è questo percorso che mette in piedi questa buona prassi che viene applicata nell'Ultra Serenissima. Senta, dottor Papaccio, prima della pubblicità ho anche detto a delle donne, se sono a casa, anche solo per curiosità, su questa questione della mammografia, perché ne abbiamo sentite di tutti i colori. Cioè, chi è esagitato, non dico allo scadere dell'anno esatto, ma chi anche dice, bah sì, la faccio fra 5-6 anni. Cioè, ci dice quale sarebbe l'indicazione corretta, a parità del fatto che non si abbiano casi in famiglia, che non ci sia, insomma, una familiarità, mettiamola così. Una persona, diciamo, che non ha familiarità. Allora, una persona che non ha familiarità è una persona che non ha avuto casi particolari di neoplasia della mammella in famiglia. Cosa significa? Significa che se io ho avuto la nonna a 80 anni, non ho nessuna familiarità. La familiarità è se ho avuto qualcuno in età molto giovane, sotto i 40 anni, a 35, se ho avuto più di 2 casi, se ho avuto dei casi con bilateralità, se ho avuto dei maschi ammalati di tumore della mammella. Questi sono fattori di rischio associati ad altri tipi di tumori, il melanoma, il tumore del pancreas, il tumore dell'ovaio. Allora queste pazienti devono seguire una strada diversa. Una donna normale che non ha avuto nessuno di questi fattori, quindi la nonna che a 80 anni si è ammalata o a 75, non è un fattore di rischio.
o la mamma, insomma, sopra una certa età non è più un fattore di rischio. Cosa devo fare? In realtà dovrei cominciare a farmi vedere attorno ai 40 anni, è auspicabile una mammografia attorno ai 40 anni. Il sistema sanitario nazionale non la garantisce, nel senso che uno deve farsi una mammografia e una ecografia a 40 anni, dopo dovrebbe farne in realtà una volta all'anno fino ai 45 e dai 45 in poi abbiamo una copertura del sistema sanitario regionale molto specifica. Dai 45 anni in su noi abbiamo la possibilità di fare ogni 2 anni una valutazione completa, cioè una mammografia e un'ecografia secondo la vecchia legge Veronesi. Questo ogni 2 anni. Dopo, dai 50 anni ai 74 anni, rientro in un concetto di screening più ampio, in cui abbiamo la maggiore incidenza di donne che si ammalano e quindi faccio una mammografia ogni 2 anni. L'ecografia, a cui le donne dicono ma prima mi facevano l'ecografia, adesso non me la fanno più, di fatto con i tipi di tomografi, dei mammografi che si utilizzano, che sono dei tomografi, cioè di fatto sezionano la mammella in tante fettine. Come un libro? Sì, tipo una TAC. Sì. Permettono di ridurre l'utilizzo di questo e comunque al minimo dubbio, come ho detto prima, le mammografie di screening sono lette sempre da almeno 2 radiologi che devono essere d'accordo in posti diversi, leggono la stessa mammografia. Se c'è una discordanza la paziente va ad un approfondimento. Ok. E quindi in quel caso viene attivato tutto il percorso specifico. Allora, prendo la telefonata. 049 49 06 054. Pronto, buongiorno, buon venerdì. Pronto? Buongiorno. Buongiorno signora. Sì, buongiorno, io chiamo da Oderzo, mi chiamo Maria Teresa. Volevo fare una domanda a chi mi vuole rispondere. Io da 2 anni mi sto curando con risultati eccellenti della leucemia linfatica cronica, in quanto avevo mutata la molecola TP53. E diciamo che adesso che i risultati sono buoni vorrei andare a fare anche la mammografia, perché quando io ho fatto la TAC con contrasto è stato fatto dall'addome in giù e non i seni, diciamo. Io che cosa devo dire quando vado a fare la mammografia adesso? Perché dalle visite che faccio tutti i linfonodi sono rientrati e gli esami sono buonissimi. Insomma. Sì. Signora, scusi, posso chiedere quanti anni ha, signora Maria Teresa? Io 66. 60. Devo precisare anche una cosa, che io per tantissimi anni ero affetta dall'artrite reumatoide, poi purtroppo 2 o 3 anni fa ho avuto anche un incidente, ho avuto anche una frattura e poi comunque si è risolto tutto per il meglio. Adesso io ho questo leggero dubbio di chiedere a voi che cosa devo dire quando vado a fare la mammografia e presentare questa problematica. Grazie signora, perché certo ci ha descritto proprio il suo quadro. Allora, intanto la ringrazio per averci chiamato. 049 49 06 054. La signora scrupolosa dice ho questo sistema che insomma si sta un po' migliorando, anche dei linfonodi. Allora, dottoressa non ho capito, scusi, se ha 66 66, 66. 66. Se vive in una regione in cui è attivo lo screening può riferirsi allo screening perché ha 66 anni e quindi può chiamare la segreteria dello screening e chiedere di fare la mammografia perché ne ha diritto fino ai 70 quantomeno o 74, dipende dalle regioni. Perché non ho capito. Ha avuto chiama da Oderzo, ha avuto la leucemia sì, ma questo allora, è una scriminante, è una cosa che no, assolutamente no, cioè non è una discriminante, va segnalato perché è chiaro che se chi legge la mammografia vede dei linfonodi nei cavi ascellari potrebbe ricondurli a un problema della mammella quando magari invece sono i linfonodi tipici della linfatica cronica, perché la linfatica cronica si presenta generalmente però se lei lo comunica prima, se lei lo comunica prima, però nient'altro, insomma. Quindi signora vada tranquilla, allora chiami l'unità la segreteria dello screening relativa alla sua ASL di pertinenza che è Treviso. E prenoti pure tranquillamente perché si avvisa di quello che ha, loro e poi gli operatori sono bravissimi, no? Come quando anche devi avvisare di avere la protesi al seno, perché anche quello certo. ormai ha raggiunto livelli inenarrabili di diffusione. Senta Carla Biscaro, allora è chiaro che abbiamo visto che c'è tutta questa equipe multidisciplinare che si muove insieme, come una grande famiglia, mettiamola così, quindi c'è un grande percorso di umanizzazione perché
poi quando guardano anche il ruolo dell'infermiera, il ruolo insomma, di chi si prende anche cura di te nei momenti anche magari più difficili, insomma è un ruolo che è molto importante. Allora voi come procedete? Qual è l'approccio con i pazienti? Ma sicuramente noi siamo in 7 che lavoriamo come infermieri di senologia fra Mirano, Dolo, Chioggia, Mestre e Venezia. E per noi la donna è al centro, quindi quando viene dato alla donna quello che noi diciamo consegnato alla diagnosi, cioè il medico le dice effettivamente che tipo di malattia ha, per noi è importante essere presenti perché comunque dobbiamo guardarla, capire se ha bisogno, aspettare, non tutte le reazioni sono uguali, c'è chi si mette a piangere, chi sembra che non gli stia raccontando niente, chi magari ti fa domande che non c'entrano, chi dopo 40 minuti che i nostri medici le hanno parlato fa la classica domanda e dice ma allora il tumore è maligno? E magari il medico è stato 40 minuti a spiegargli. Perché il cervello va in Perché per tanti motivi e quindi per noi è importante essere presenti perché inizia là veramente l'accompagnamento, quindi accompagniamo la donna, gli organizziamo i vari esami che deve fare e se riteniamo anche insieme a lei che sia necessario di essere vista dalla psicologa, di fare un colloquio, lo facciamo subito, se no a volte aspettiamo che ce lo chiedi lei perché ancora oggi l'aspetto psicologico, l'aiuto psicologico non è sempre visto come l'elettrocardiogramma, la visita cardiologica, però ecco... Su questo, solo su questo dovremmo imitare un po' gli americani, no? Che lo psicologo fa parte proprio della routine, la gente non è matta perché va dallo psicologo, insomma c'è questo problema, la barriera culturale. A volte, più negli anziani, meno nei giovani, però c'è ancora, no? Noi diciamo sempre che la psicologa nostra, come insomma tutte le psicologhe servono per aiutare a tirare fuori quegli strumenti che ognuno di noi ha, quindi non è che scopra l'acqua Niente di che. Allora, prendo la telefonata, intanto vi ricordo 049 4906 054. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto? Signora? Signore, non lo so. Chiedo alla regia. C'è qualcuno? Pronto? Signora? Signore, mi sente? Vabbè, se non ci sente casomai ci richiama dopo. Allora vi ricordo 049 4906 054. Allora, come avete sentito potete anche chiamare se avete dei dubbi su quando e come eseguire i vostri esami, la mammografia, proprio perché ognuno di noi insomma, ha anche le sue piccole magagne, giusto? Perché dopo i 40 è sempre dura. È sempre dura dopo i 40. Allora noi torniamo in diretta dopo la pubblicità 049 4906 054. A dopo. Eccoci qui, siamo tornati in diretta 049 4906 054. Se volete intervenire e fare delle domande, avete anche delle curiosità, siamo qui a disposizione con l'ULS3 Serenissima. Stiamo parlando del tumore al seno, stiamo parlando anche del mese rosa, che è il mese appunto della prevenzione, di ricordarci insomma di fare i controlli secondo quelle che sono le indicazioni in base anche alla nostra età. Senta, dottor Guido Papaccio, il cancro al seno spaventa molto la donna, anche perché il seno proprio rappresenta la femminilità. Lei già accennava prima a quanto la tecnica, le tecnologie, gli interventi siano diventati sempre più selettivi, sempre più mirati insomma, poi dipende anche dal caso che uno affronta, in modo che la conservazione sia sempre, se possibile, predominante. Ma sì, è così. Questo è anche vero. Sul discorso della conservazione gli accessi sono diversi, gli accessi spesso sono attorno all'areola per cui non si vedono le cicatrici, oppure si utilizzano delle tecniche derivate dalla chirurgia plastica. Ma i passi più grandi li abbiamo fatti nelle demolitive. Sono cambiati completamente i criteri di demolizione, cioè quando si deve fare un intervento radicale, e soprattutto in termini ricostruttivi. Di qui l'importanza sia di tecniche nuove, per cui l'utilizzo di materiale eterologo, autologo, per ricostruire. Sta parlando di pelle, perché magari chi a casa, pelle omologa, eterologa. Utilizziamo dei sistemi per ricostruire, utilizzando per esempio del derma da cadavere, oppure di origine animale oppure sintetica, che ci permette di fare delle ricostruzioni il più possibile simili alla mammella diciamo precedente. E in più viene sempre preso in considerazione la persona nella sua interezza, per cui si cerca di modificare anche l'altra mammella in modo di farle
simili a quella ricostruita. Quindi in teoria quando noi trattiamo una signora di una certa età gli diciamo sempre nell'ambito delle informazioni, anche per cercare di dare una speranza, che oltre al trattamento della malattia alla fine viene fuori anche un po' meglio, nel senso che le mammelle vengono tirate su, gli viene ridata una forma e quindi... Perché c'è il chirurgo plastico, quindi c'è il chirurgo plastico, ma già il chirurgo senologo ha una base plastica. Attualmente non può parlare più solo di chirurghi demolitivi, ma i chirurghi senologi sono tutti, almeno quelli dei centri, diciamo, di questi 5 centri, hanno tutti delle competenze di chirurgia plastica, per cui il chirurgo plastico interviene nella seconda fase dell'intervento oppure in alcuni interventi più complessi in cui dobbiamo utilizzare dei lembi, cioè prendere il tessuto da altre parti per coprire dove magari è stata già radiotrattata o situazioni molto particolari, e quindi comunque il progetto parte da subito, il progetto ricostruttivo, cioè non è che uno demolisce senza sapere che cosa farà successivamente. Ma quindi voi partite, non so, e quindi sapete che andate ad utilizzare un espansore oppure fate subito una sostituzione? Noi facciamo, il discorso è in questi termini qua, è molto silicone, è abbastanza cioè come semplice. funziona? Ce lo racconto. Allora, noi vediamo la donna la prima volta e facciamo la comunicazione di diagnosi, gli diamo tempo alla signora perché gli diamo una serie di cose da leggere sull'intervento, ci perdiamo 40 minuti per spiegargli come sarà un po' la questione, per dargli la notizia, per spiegargli, per dargli indicativamente quella che può essere un'ipotesi di prognosi, perché comunque la signora deve sapere più o meno come andrà a finire. Dopodiché abbiamo un secondo incontro in cui in linea di massima abbiamo deciso che intervento fare, quindi la signora viene vista da me o da un mio collaboratore insieme al chirurgo plastico. E quindi noi facciamo già il progetto di quello che sarà sia la prima fase ricostruttiva sia la seconda fase ricostruttiva. Facciamo un esempio. Nella scelta di un espansore noi dobbiamo pensare già che tipo di riduzione faremo dall'altra parte. Se la signora ha una mammella che cade molto, cioè ptosica, dobbiamo pensare a come ritirarla su, quindi facciamo già un'ipotesi di disegno dall'altra parte. Facciamo la mastopessi in modo tale da utilizzare l'espansore corretto per fare questa cosa. Oppure se la paziente può essere una ricostruita immediatamente, cioè se ha delle caratteristiche per cui deve avere un certo tipo di tessuto, delle dimensioni non particolarmente, non superiori alla terza per capirsi come reggiseno, e quindi possiamo già impostare le cose. Quindi anche lì è un po' una target therapy. Questa è per le demolitive. Per invece le quadrantectomie in linea di massima si riesce a fare tutto abbastanza bene, dipende sempre se il tumore è estremamente periferico, è difficile accedere attraverso il capezzolo e quindi si è costretti a fare le solite, diciamo, cicatrici o comunque cercare di fare cicatrici che altrimenti uno cerca di evitare. Perché quindi seguite il solco, cioè si cerca o il solco, oppure il problema fondamentale è la distanza dal capezzolo. Se è una mammella molto grande faccio fatica perché di fatto si cerca di fare dei tunnel sottocutanei per tirare via la neoplasia in modo che non ci siano lesioni, cioè lesioni, cicatrici sul décolleté fondamentalmente. Allora avete capito quindi quanta attenzione e quanta delicatezza, perché non c'è solo l'immediato ma c'è anche il post, il dopo, che non è solo la terapia ma è anche poi la femminilità, la conservazione insomma del sentirsi donna anche dopo un intervento come questo. Per fortuna sono donne che probabilmente o sono lunghe sopravviventi o sono pazienti che staranno bene per tantissimo tempo o se non per tutto il resto della loro vita. Quindi è giusto quindi il concetto fondamentale è che non solo trattarla, ma poi anche non renderla, non menomarla o comunque cercare di ridurre la menomazione per renderla il più possibile fruibile di una vita sociale o comunque anche di un piacere a se stessi. Come è giusto che sia. Insomma. Io prendo la telefonata 049 4906 054. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Io stavo ascoltando il vostro programma qui. Sono una signora di 73 anni. 73, ok. Ho fatto la mammografia di screening a ottobre del 2018 e è risultata negativa, me l'hanno data. Verso giugno ho sentito un nodino e naturalmente tra il prendere appuntamento dalla dottoressa, dal medico di base, perché te lo danno dopo 10 giorni, tra una storia l'altra, è arrivato luglio, metà luglio, che mi hanno fatto una ecografia
Naturalmente mi ha fatto solo l'ecografia del seno sinistro dove ho sentito il nodino. Da là è risultato invece che dopo trago, aspirato, tutto, le varie procedure, esami, tutto, e sono stata operata. Qui alla fine di... no, aspetta. Quindi scusi signora, dal 2017 è stata operata recentemente, siamo nel 2019, è stata operata... Esatto, a giugno ho sentito il nodino, la mammografia negativa me l'hanno data, quella di screening, giugno sento il nodino e invece mi è risultato che avevo un tumore naturalmente con dimensioni abbastanza grandi anche. Volevo chiedere un attimo così, è sorto all'improvviso questo nodino, questo tumore? Signora, allora abbiamo capito 73 anni, nel 2017 fa uno screening di controllo, è negativo, poi però dopo si accorge che ha un nodulo, un nodino al seno e da lì... A ottobre del 2018. Ah, ottobre del 2018, scusi. Ecco, e dopo è stata operata... 6 mesi, circa 7, mi sono accorta di un nodino e mi sono trovata con un tumore al seno al secondo stadio di 3 cm. Allora signora, le faccio dare intanto grazie per la sua telefonata, perché insomma ci ha raccontato anche di sé, della sua vita, perché insomma la signora dice ho fatto la mammografia nel 2018, mi accorgo a giugno del 2019, mi sento un nodulo e dopo sono stata operata a un tumore del secondo stadio, stadiazione 2. Qua... Sì. Allora succede, perché? Ovviamente, perché dice nascono come i funghi all'improvviso? Un po' dipende dalla biologia del tumore. Se sono tumori con una biologia aggressiva possono anche rendersi evidenti in maniera abbastanza veloce, quindi quello che la mammografia non vedeva 6 mesi prima, un anno prima, si rende evidente improvvisamente. Mentre magari tumori con biologie molto meno aggressive crescono lentamente. Questo può essere uno dei motivi. Quando capitano i tumori, i cosiddetti cancri intervallo che noi vediamo e discutiamo, si va sempre a rivedere le mammografie che sono state fatte e spesso magari non si vede effettivamente nulla, quindi non c'è una spiegazione vera a questa. Cioè anche la sfortuna di avere quella tipologia di cancro. Certo, che può non essere, che non fosse assolutamente visibile nella mammografia che la signora ha fatto, mi pare più o meno 10, sì, 6, 8, 10 mesi sì, perché prima. ha detto, se ho capito male, nell'autunno del 2018, a giugno poi è stata operata. Io prendo una telefonata, perché la gente a casa ci sta chiamando. Pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno dottoressa, buongiorno ai suoi gentili ospiti. Sono una vecchia e vorrei restare anche un po' anonima, appunto. Io ho avuto una sorella che non hanno capito i raggi e la mammografia è andata anche privatamente, quando si sono accorti dopo cure è morta ed era già in metastasi. Io direi una cosa, quando si va a fare lo screening che tocca a tutte le donne perché ne abbiamo bisogno e quasi tutte abbiamo la cistina, abbiamo il nodulino, abbiamo questo, abbiamo quello, è troppo veloce la visita, la mammografia, sembra una catena di montaggio. Voi parlavate di psicologia, ma chi ci guarda? Allora vorrei un momentino di più attenzione, perché diventa un problema faticoso da accettare. Pensiamo alle persone sole, le vedove che non hanno nessuno, figli sono a lavorare, queste visite invasive, non invasive di dolore, ma invasive di sì, quello che si ha. Allora dico un pochino più di calma quando si fa la visita, oppure un po' di dirne le risposte. Io non ho detto che non sono professionali, signori dottori, ma è troppo veloce. Lei c'è un po' più di calma, un po' più di tranquillità, un po' più di
rapporto, diciamo, umano, anche perché magari è un luogo perché io sono andata a diverse conferenze dove si parlava di umanizzazione, non è solo la diagnosi, è anche la parola, perché in quel momento se una persona gli schizza la pressione va a 200, fa un colpo. Ha ragione, vorrei signora. così, da parte mia, un pochettino di attenzione in più, di avere un attimino di più tempo, perché sono bombe. Io mi ricordo mia sorella, guardi, e dopo non è che nel percorso, quando ti mandano l'assistente sociale che ti fa un cristero, mia sorella ha detto voglio morire, non lo faccio più. Cioè, abbiamo anche delle cose, ti fanno il flebo, scappano via, il flebo va fuori, non sai come fare, il dolore c'è. Cioè, sono cose che si vive nella quotidianità di una persona e c'hai una storia. Allora, guarda, signora, porti pazienza. Allora, io ho capito, lei sta parlando quindi che anche nella semplice visita o anche durante la mammografia c'è quello che lei dice, si diventa troppo veloce, forse c'è troppa gente, quindi vorrei un po' più di umanizzazione e anche un po' più di calore umano. Allora, io le faccio dare una risposta perché devo andare in pubblicità subito dopo, noi ritorniamo, vi ricordo 049 4906 054, stia lì che le diamo una risposta perché la merita. A dopo. Eccoci qui, stiamo tornando con la nostra diretta, stiamo un po' commentando la situazione, dico sempre, dovremmo fare anche un talk show, una informazione su quello che succede, no, dietro le quinte, perché le persone, i medici specialmente, si prendono a cuore il racconto che viene fatto. 049 4906 054, poi abbiamo commentato, no, il dispiacere anche della signora di prima di 73 anni, forse è stato perso un po' di tempo, forse. Poi prendiamo invece la signora che ha chiamato e ha detto che ha avuto questa brutta esperienza con la sua sorella e nonostante avesse fatto insomma anche la mammografia e l'ecografia poi si fosse rivolta anche al privato, però lei dice anche quando faccio la visita mammografica e l'esame non c'è umanizzazione, c'è tutto un po' veloce, dice rallentate un attimo. Chi risponde? Dottor Papaccio. Allora, la signora di 73 anni di prima che aveva un cancro intervallo è stata mal informata, nel senso che tutte le pazienti che fanno uno screening hanno diritto ad una valutazione immediata con un semplice foglietto bianco scritto dal medico di famiglia che le può mandare in un centro senologico e vengono viste immediatamente, perché fa parte dei diritti dello screening. E anche nella lettera che viene mandata in cui si scrive che l'esame è negativo c'è specificato che qualsiasi sintomo si deve rivolgere al medico di famiglia. Questo per evitare le perdite di tempo e perché è possibile che ci sia un cancro intervallo, come ha detto la collega la dottoressa Sartori, ci sono alcune neoplasie o che sono poco visibili radiologicamente, tipo i lobulari, oppure delle neoplasie che hanno dei fattori di crescita rapidi che possono manifestarsi anche in 6-7 mesi. Questa da una parte. Per l'altro discorso della signora, due sono le cose. Lo screening effettivamente, l'esame mammografico è di fatto una catena di montaggio perché loro devono fare 56.000 mammografie in un anno per screenare la popolazione sana e quindi sicuramente non le danno nessun tempo e non hanno tempo di parlare perché il tecnico è come le facessi una fotografia. L'importante è che a valle o a monte, come vuole lei, ci siano dei lettori che sono i radiologi che facciano una diagnosi corretta. Questo è un sistema, diciamo, effettivamente, chiamiamolo disumanizzante, nel senso che lei non ha un rapporto con uno specialista. Sulla fase successiva, la Regione Veneto e queste breast unit che sono state create, che sono le unità di senologia, dovrebbero ovviare a questo, nel senso che l'esperienza nostra, ma anche dei colleghi che conosco di Treviso, di Padova, di Verona, dedicano comunque del tempo. È chiaro che il tempo dedicato per una visita deve essere standard, a noi è circa un quarto d'ora, giusto? È un quarto d'ora per la paziente negativa, quella che devi vedere.
se no è 40 minuti per la paziente positiva. È chiaro che uno ascolta di più, magari ci metti più tempo con una paziente che ha bisogno di parlare, nessuno viene mandato via, dopodiché l'esperienza della signora non la conosco, ma questi centri sono stati, no, non noi, ma tutti i colleghi che hanno questo gruppo, è uno standard che deve essere seguito. Dopodiché la malattia avanzata, se entra in un giro di assistenza domiciliare, eccetera, è più complessa e a me sfugge sinceramente, nel senso che io non sono in grado di gestire la domiciliare, e questo posso capire benissimo che l'esperienza non sia stata delle più piacevoli. Allora, avete capito, insomma, il dottore aveva dato una risposta, aveva spiegato proprio come funziona, come viene spacchettato, usiamolo così questo termine, il tempo subito dopo una mammografia negativa o positiva. 049 4906 054. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto, sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, io sono Cristina e volevo fare una domanda. Io ho 49 anni e soffro di fibroadenomi al seno. Può essere considerata un'anticamera di tumore al seno e soprattutto che tipo di approccio No. avere in questo caso? Grazie. L'importante è che questi fibroadenomi abbiano avuto una diagnosi non solo radiologica ma microistologica, perché lei ha un'età, 49 anni, che effettivamente è a rischio, significa che non deve essere scritto esclusivamente sulla radiografia, sulla mammografia, compatibile con fibroadenoma, ma deve averla visto un senologo e aver confermato la diagnosi con una microbiopsia. Cosa significa? È un esame che viene fatto generalmente dal radiologo e le preleva una micro parte di tessuto e questa fa una diagnosi istologica. Di per sé il fibroadenoma come tale non diventerà mai una neoplasia maligna. Potrà avere caratteristiche di un certo tipo per cui è opportuno portarlo via, ma il fibroadenoma lei può tenerselo tutta la vita. L'importante è che non abbia troppi noduli, che lei scambi per fibroadenomi e che quindi non venga controllata, ma lei comunque dovrebbe fare la mammografia adesso ai 50 anni e quindi sicuramente verrà valutata almeno da dei senologi radiologi. Quindi insomma, basta che informi, quindi dice quando danno fastidio, perché magari danno veramente fastidio. No, deve essere fatta proprio una diagnosi. Allora. Se la signora ha fibroadenomi, questi fibroadenomi perché? Il radiologo ha detto che sono fibroadenomi, l'ha visto un chirurgo, ha detto che sono fibroadenomi, è stato confermato da una microistologia, punto. Questo è il percorso, chiaro, allora ha capito il signor, poi adesso si avvicina ai 50 anni, quindi dice lì poi si taglia la testa al toro, tra virgolette. 049 4906 054, senta dottoressa Sartori, le terapie, l'approccio tradizionale, abbiamo sentito parlare di chemioterapia, radioterapia, si fa avanti con voce sempre più forte la terapia immunologica, immunitaria. Ci dice qualcosa, perché c'è molta confusione, perché visto che è un protocollo standard applicato, che ne so, per chi ha avuto il melanoma, sembra la panacea, se ne sente parlare. Però, è frutto per tutte le stagioni. Esatto, allora intanto di immunoterapia in oncologia si parla da sempre e si sono tentati vari approcci, in 20 anni, 30 anni fa si usava l'interferone o addirittura i trapianti non mieloablativi, li abbiamo fatti anche nel nostro centro a Milano. Oggi ci sono in commercio e approvati in Italia farmaci immunoterapici che sono attualmente in indicazione per il melanoma in primis, dove ha veramente stravolto la storia naturale della malattia, per il tumore del rene e per il tumore del polmone, e ci fermiamo qui ad oggi. E per i tumori del capocollo. Esatto, e soprattutto approvati e rimborsabili solo per queste indicazioni. Per quanto riguarda il tumore della mammella, ci sono molti studi in corso, nella malattia avanzata sono gli studi ormai più maturi, per quanto riguarda una sola categoria però oggi, una sola classe di tumori della mammella, che sono le cosiddette triple negative, che sono circa il 10-15% di tutti i tumori della mammella. E poi voglio dire una cosa, quando parliamo di qualsiasi terapia nuova e anche appassionante come l'immunoterapia o comunque la biologica, ricordiamoci che anche nelle migliori delle ipotesi
non rispondono il 100% dei pazienti e non rispondono il 100% dei tumori, quindi aggiungo sicuramente uno strumento importante ma non risolvo il problema, per cui l'immunoterapia si usa, nel tumore della rene e della vescica funziona in circa a spanne il 30% dei pazienti, si utilizza, nel melanoma funziona molto di più, nella mammella cominciamo ad usarla come compassionevole, cioè alcune aziende danno la possibilità, secondo alcuni criteri, di usarla nella malattia avanzata, ma per quanto riguarda la malattia precauzionale o adjuvante noi partecipiamo a uno studio europeo, stiamo partecipando, per cui ci sono donne che la stanno facendo solo all'interno di uno studio che è coordinato dallo IOV per quanto riguarda il Veneto. Quindi insomma avete capito che la scienza, la tecnologia va avanti, però bisogna poi mettere seguire le linee guida e gli studi clinici che richiedono anche del tempo. Per il momento le terapie tradizionali sono quelle, quindi radioterapia, chemioterapia, terapia biologica, per quanto riguarda una categoria di tumori della mammella che vengono chiamati HER2 positivi, dove si usa un farmaco biologico importantissimo, che però è in commercio ormai quasi da 20 anni, e l'ormonoterapia. Questi sono i capisaldi per quanto riguarda la terapia adiuvante o precauzionale o neoadiuvante. Allora, non ho tanto tempo, anzi mi dice un minuto, però mi sarebbe piaciuto parlare poi della terapia ormonale sostitutiva, perché quella so che spesso mi manda un po' in crisi. Allora, sì, no, velocissimo, come dottor Papa. Ni. Lei? Ni, perché lo studio più grande che esiste è uno studio fatto sulla popolazione americana, dove purtroppo la grande obesità che c'è nella maggior parte delle donne americane ha un po' inficiato il dato e quindi non abbiamo dei dati certi. Ecco, bisogna farlo sulla popolazione europea che un po' più si tiene in forma. Senta, allora io lascio la parola, l'ultima parola all'infermiera, alla case manager della Breast Unit. Senta, Carla Biscaro, vi chiedono sempre umanità, cioè si diventa come proprio una famiglia nel percorso anche di dolore. Sì, ma riceviamo anche tante soddisfazioni, tanti grazie, ci sentiamo utili. L'infermiere di senologia penso che sia uno dei più belli dal punto di vista proprio assistenziale. Facciamo parte, diventiamo parte delle famiglie, le ragazze giovani ti cercano, hanno bisogno della tua parola, però questo poi sicuramente lo ritrovi nella guarigione, perché sono persone che aumentano in maniera indescrivibile il tasso di guarigione e riescono ad affrontare la malattia bene. Sì, bene. Mi immagino quante bomboniere, battesimi, no, tanti cioccolatini. Tanti cioccolatini arrivano, perché anche come testimonianza, sì, per dire, ci siete stati vicini in maniera corretta, sana, buona, anche forse al di là dell'aspetto lavorativo. Sì, beh, insomma ti coinvolgi, sei essere umano, non è che riesci proprio a... Allora, io ringrazio tutte le persone che hanno ascoltato, chi ci guarderà in replica, chi ci ha chiamato, ci ha raccontato la sua storia. Ringrazio davvero molto il dottor Guido Papaccio, direttore dell'unità operativa complessa della Breast Unit dell'Ustra Serenissima. Grazie dottore. Ringrazio davvero molto Donata Sartori, oncologa della Breast Unit sempre dell'Ustra Serenissima. Grazie dottoressa. E grazie alla dottoressa Carla Biscaro, infermiera case manager della Breast Unit Ustra Serenissima, per essere stata con noi. Grazie. Allora, ora 13 torna domani, grazie a tutti.